Oh, Federico De Ros, giornalista di da quando è che inizia a fare tuoi, figlio di Shim. Chief. Sei un giornalista di Succede una cosa, sei il primo a saperla. Giornalista di fatti i tuoi. È questo il video che è iniziato a circolare nelle ultime ore su alcune piattaforme social. Un filmato in cui un ragazzo albanese rivolge accuse, insulti e minacce al nostro giornalista di TV12, Federico De Ros. Alle immagini è seguito anche un messaggio privato, inviato dallo stesso autore del video, con nuovi insulti e frasi offensive, fino ad augurare una malattia mortale al giornalista. Per quanto riguarda questo episodio è già stata presentata denuncia in questura, un attacco diretto che arriva dopo mesi di servizi realizzati dalla nostra emittente a Pordenone, in particolare nell'area della stazione delle Corriere. Negli ultimi tempi TV12 ha documentato ripetuti episodi di violenza tra gruppi di giovani, in gran parte di origine straniera, con scontri caratterizzati dall'uso di armi. Coltelli, cacciaviti, pistole a pallini, petardi lanciati contro i passanti e spranghe metalliche ricavate dalle griglie di ventilazione presenti nella zona. Oh, Federico De Ros, giornalista di da quando è che inizia a fare tuoi, figlio di Il video, diffuso online, arriva anche a seguito degli interventi delle forze dell'ordine, 4 arresti effettuati dalla Polizia di Stato e altri 2 eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri. Un contesto che rende ancora più grave quanto accaduto e che scuote profondamente la nostra emittente. Non si tratta infatti di un episodio isolato. Solo la scorsa settimana Federico De Ros, insieme all'operatore tecnico, si era recato in stazione per documentare l'ennesimo episodio di violenza. In quell'occasione i 2 erano stati avvicinati da 4 persone. Una di queste, arrestata successivamente, aveva rivolto loro insulti e minacce verbali, affermando che se la televisione avesse realizzato un altro servizio in stazione sarebbe successo qualcosa. Episodi come questi, corrispondenze a rischio perfino dalle nostre città, come avessero ormai fronti di una pericolosa periferia anche esistenziale sotto casa, non possono in alcun modo diventare una ordinaria realtà, mettendo a rischio chi, come gli operatori dell'informazione, hanno solo il compito di raccontare il mondo attorno a noi. Tra i pordenonesi è ben distante, possiamo dirlo.